Oggi entriamo nell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale Garibaldi Inesima. Andiamo a conoscere il direttore, il dottor Roberto Bordonaro. Ecco il dottor Roberto Bordonaro, questo è il reparto di oncologia medica. Spiegami innanzitutto di che cosa vi occupate, qual è il vostro ambito di azione. L'ambito di competenza dell'oncologia medica attiene alla diagnosi e alla terapia di praticamente tutti i tumori solidi, vale a dire tutte quelle neoplasie che originino da tessuti del nostro organismo che non siano il sangue o il tessuto linfatico. Per darvi un'idea, questa è la più grande in termini di produttività unità di oncologia medica della nostra regione. Facciamo qualche numero: oltre 1700 nuovi pazienti oncologici l'anno, oltre 13.000 di trattamenti infusionali di terapie antitumorali erogate l'anno, circa 500 ricoveri l'anno. Questo in realtà è uno dei due piani, perché il piano della degenza sotto c'è il day hospital. Del quarto piano della torre adinesima, dove è allocato il nostro reparto degenza. Qui abbiamo i pazienti ricoverati che vengono ricoverati per far diagnosi, per stimare l'estensione del loro tumore, cioè procedere a quella che noi definiamo stadiazione, e in alcuni casi anche gestire le complicanze della patologia da cui sono affetti. Al terzo piano, cioè immediatamente sotto, ci sono invece tutti i locali dedicati al day hospital oncologico, dove noi eroghiamo le terapie in un setting ambulatoriale, ma abbiamo anche il nostro laboratorio di biologia molecolare, dove facciamo diagnostica biomolecolare avanzata applicata tanto all'assistenza quanto alla ricerca, e il nostro Clinical Trial Center, che è la struttura che supporta le nostre attività di ricerca clinica applicata. Day hospital quindi significa chemioterapia, ma forse questo è un termine ormai superato. Allora, chemioterapia è il termine che tradizionalmente si è sempre utilizzato per definire le terapie antitumorali. Di fatto noi ancora utilizziamo chemioterapici tradizionali, ma utilizziamo anche tantissimi farmaci di ultima generazione, come ad esempio i farmaci a bersaglio biomolecolare. Alcuni di questi sono somministrati per via iniettiva, altri per via orale, e utilizziamo anche tantissimo farmaci immunoterapici, cioè in grado di risvegliare il sistema immunitario e rieducarlo ad aggredire il tumore. Alcuni di questi farmaci innovativi hanno drammaticamente, nell'accezione anglosassone, modificata in positivo la storia naturale di tanti tumori, al punto che alcune forme tumorali che fino a una decina di anni fa erano considerate assolutamente incurabili, adesso riescono ad essere cronicizzate con notevoli prolungamenti di sopravvivenza. In alcuni casi cominciamo anche a parlare di guarigione. Dottore, prima avevamo accennato a quanto è importante la biologia molecolare, il vostro laboratorio, ma soprattutto quanto è importante stare al passo coi tempi. State per dotarvi di un'attrezzatura assolutamente all'avanguardia? Assolutamente sì, abbiamo appena iniziato la procedura di acquisizione di una nuova Next Generation Sequencing, che di fatto è una piattaforma che è in grado di sequenziare contemporaneamente 523 geni diversi, che noi sappiamo essere potenzialmente coinvolti nei processi di cancerogenesi, di progressione tumorale, facendolo tanto sul DNA quanto sull'RNA tumorale, che in alcuni casi è indispensabile testare, perché le alterazioni sono proprio lì localizzate, e può farlo tanto sugli acidi nucleici estratti dal tessuto tumorale, come finora si è fatto tradizionalmente, quanto sull'eventuale DNA tumorale circolante all'interno del sangue, quella che viene definita oggi biopsia liquida. Con questa macchina sarete più veloci o più precisi, o entrambe le cose? Allora, saremo senz'altro più precisi. Noi immaginiamo un prossimo futuro in cui questo tipo di test possa essere utilizzato addirittura come monitoraggio della risposta ai trattamenti in corso di terapia. Abbiamo vari studi clinici multi-istituzionali che stanno indagando questo approccio. Di alcuni di questi studi clinici siamo fra i promotori, perché noi siamo parte di gruppi di ricerca nazionali multi-istituzionali, e se così fosse, lei comprende bene quanto importante sia avere a disposizione macchine che permettono di eseguire questi test
quasi in simultanea nella struttura che esegue i trattamenti. La terapia, in maniera da monitorarla e adeguarla. Esattamente, per cogliere eventuali segni di insorgenza di resistenze precoci, può per esempio indirizzare in maniera tempestiva il cambio di trattamento. Certo. Questa è una delle possibili applicazioni future. Io parlo di futuro, ma ne abbiamo la quasi certezza perché abbiamo già delle forti evidenze sperimentali che questo possa concretizzarsi. E alla luce di questo io credo che questo tipo di diagnostica debba necessariamente essere adeguatamente distribuita sul territorio siciliano. Noi stiamo cominciando da qui, ma ci auguriamo che sia adeguatamente diffusa in tutte le province della nostra regione. Buon lavoro, grazie dottor Bordonaro. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro a voi. Sempre all'interno del reparto di oncologia medica incontriamo la dottoressa Stefania Rapisardi, che è responsabile per le patologie del tratto gastrointestinale. Quindi, dottoressa, parliamo principalmente del tumore del colon retto, un po' il vostro core business, possiamo dire così? Sì, certo, parliamo del tumore del colon retto, parliamo del tumore del pancreas, dei tumori gastrici ed esofagei. Chiaramente il tumore del colon retto è ahimè molto diffuso. Sì, è la seconda patologia e sicuramente in espansione purtroppo per gli anni a venire. E quali sono le frontiere terapeutiche al momento? Diciamo che stiamo assistendo a un cambiamento epocale, perché mentre prima avevamo dei chemioterapici che agivano a seconda della patologia istologicamente definita, adesso ci basiamo soprattutto su quello che è la patologia biomolecolare, e quindi al nostro interno abbiamo un clinical trial center dove possiamo tracciare geneticamente quali sono le nuove patologie e quindi fare delle target therapy più mirate. Naturalmente il top è l'immunoterapia che siamo in grado di offrire ai pazienti, che sarà quello che offriremo domani a tutte le patologie. Il futuro è questo? Il futuro è l'immunoterapia, sì. Stiamo, assistendo a un cambiamento epocale, perché se prima ci basavamo solo sull'esame tissutale, sull'esame istologico, patologico, adesso invece abbiamo tutta una serie di accorgimenti di biologia molecolare che ci indicano qual è la terapia più idonea in quel tipo di tumore. Grazie. Grazie a voi. L'oncologia medica del Garibaldi è un'oncologia diretta dal dottore Bordonaro, è particolarmente performante perché ovviamente si basa su dei PDTA, dei percorsi che vengono condivisi, che hanno nella multidisciplinarità la loro caratteristica, mettere insieme i chirurghi, gli oncologi, appunto coordinati in questo caso dal dottore Bordonaro, fanno certamente di Garibaldi Nemesi un riferimento per il settore oncologico. Non per niente il Garibaldi ha una trazione oncologica.